Buonasera, sono davvero spiacente, mi rincresce tanto non poter essere con voi per questa serata dedicata a Vittorio Arrigoni e in generale alla Palestina, quindi, e nella fattispecie a Gaza, la terra martoriata in cui ha operato con un altissimo magistero Vittorio Arrigoni. Sono felice comunque, anche se virtualmente, di condividere con voi questa serata. Io sono molto affezionato alla bellissima Vittorio Veneto. Ringrazio l'associazione Bellatrix e la sua presidentessa Francesca Salvador per l'invito rivoltomi. Vittorio Arrigoni ci ha lasciato un'eredità importantissima che noi dobbiamo raccogliere per portare nel nostro presente e nel futuro il nome di questo grande militante, per fare nostro e dare applicazione, inveramento al suo straordinario slogan che nasce dalla sua pratica. Non sono parole, diciamo così, per fare bella figura, per dire quanto sono buono, ma vengono da una prassi in cui un uomo, un essere umano come Vittorio Arrigoni, un militante, mette a rischio la sua vita e la perde. Per quelle parole, per quel senso di cui quelle parole sono cariche, Vittorio Arrigoni ha dato la sua vita. Allora ecco che l'eredità che ci dà è questione di vita e noi dobbiamo assumere le nostre fibre e mettere a disposizione noi stessi di quelle parole e di quella prassi. Restiamo umani. Sono due parole semplici, sembrerebbero a un ascoltatore superficiale persino banali, ma come siamo umani, dobbiamo restare umani. Eppure noi umani molto spesso non siamo per niente umani. Abbiamo dato all'attributo umano un valore etico che nel corso del tempo ha perduto, non siamo più innocenti per essere umani. Per ritornare ad essere umani, per restare umani ci dobbiamo impegnare spasmodicamente, perché per noi è molto facile imboccare le due derive peggiori che caratterizzano troppo spesso gli esseri umani e fanno perdere loro la loro umanità, cioè il cinismo, l'indifferenza, conditi da altre due derive che sono frequentissime, la falsa coscienza e la retorica. Lo abbiamo visto proprio in questi giorni con le vicende di Charlie Hebdo. Quanto profluvio di falsa coscienza, anche se la grande manifestazione di Parigi rimane ad avere un grandissimo valore naturalmente. Ma quanta falsa coscienza! Quanti hanno approfittato per cannibalizzare i morti e per fare magari propaganda bellicista o di intolleranza, che è esattamente antagonista al senso di Charlie Hebdo. Quanti si sono avventati a fare i tolleranti, a dire io sono tollerante, più tollerante, noi occidentali siamo tolleranti, ma magari avendo mostrato e praticando l'intolleranza. Non ci dimentichiamo che dalla nostra televisione furono cacciati artisti della satira come Sabina Guzzanti, come Daniele Luttazzi e altri che navigavano, veleggiavano a fianco alla satira, come Michele Santoro nelle sue trasmissioni. Quante calunnie sono state vomitate addosso a uno dei più grandi artisti della satira che c'erano oggi al mondo
ed è il nostro Vauro Senesi. Ma non è questo il merito della nostra giornata. Però partirò da un esempio di retorica, falsa coscienza e anche, secondo me, una sorta di avvoltoismo che è stato quello del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che non doveva andare alla manifestazione perché François Hollande gli aveva chiesto di non andare per non polarizzare sulla questione israelo-palestinese quell'evento. E Netanyahu in prima battuta pare avesse accettato di non andare, ma quando ha saputo che due suoi competitor, cioè il ministro degli esteri Lieberman, ultrafalco, e l'altro superfalco Naftali Bennett, andavano, e allora disse: non mi posso perdere il palcoscenico, ci vado anch'io. Bene, ma cosa ha fatto Netanyahu? A cadaveri ancora lì, sbranati, nello sgomento immediato ha cercato di trarre profitto politico, rivolgendo agli ebrei francesi, mentre la Francia piangeva suoi cittadini perché quei 4 ebrei assassinati nel supermercato kosher, come dicono tutti, erano cittadini francesi. La Francia piangeva anche quei cittadini. Ebbene, lui ha detto: venite in Israele, casa vostra è quella lì, sputando in faccia alla Francia repubblicana e democratica, che aveva appena perso 16 dei suoi cittadini, i 4 cittadini ebrei e gli umoristi, i grandi di Charlie Hebdo, fra i quali l'indimenticabile Wolinski, un ebreo polacco. Allora ecco, strumentalizzare, trarre profitto. Facendo un'operazione nefasta, perché l'emancipazione di tutte le categorie di cittadini è stata la grande battaglia che anche gli ebrei hanno combattuto, perché adesso un primo ministro di Israele cerchi di vanificarla dicendo: no, noi non dobbiamo salvaguardare la condizione di essere umano, ebreo, musulmano, quello che sia, perché nessuno lo tocchi per ciò che è la sua identità, perché la prima identità, quella che dà la dignità universale a tutti noi, è quella di essere umano. Le altre lì, quelle accessorie, sono: uno è francese, uno è milanese, l'altro è napoletano, statunitense, ma prima di tutto esseri umani, prima di tutto e soprattutto. Ebbene no, non è importante. Non è importante che voi siate esseri umani, cittadini francesi, venite in Israele. Cioè, è come dire: ma in fondo, fatte le debite differenze, permettetemi la provocazione, è come dire: compiamo l'opera di Adolf Hitler, facciamo diventare l'Europa una terra Judenrein, ripulita dagli ebrei, li facciamo venire tutti in Israele, così facciamo un mega ghetto super blindato. Ma questa è la logica di Netanyahu e della gente come lui, e di questa posizione. Allora noi non ci stupiamo che lo scempio reiterato di Gaza, il massacro con operazioni militari che usano una tecnologia paurosa, causino 2200 morti in sola una delle operazioni, distruggano, devastino. Non ci dobbiamo stupire se la logica è questa. Ora, naturalmente, Vittorio Arrigoni lo sapeva. Vittorio Arrigoni aveva una coscienza limpida, determinata, adamantina e infrangibile. Io, come essere umano, non posso permettere questa cosa senza fare niente. Io, come essere umano,
non posso mettere me stesso a disposizione del popolo palestinese, il popolo oggi più solo del mondo, più abbandonato soprattutto dalla falsa coscienza dell'Occidente, che ha scaricato sui palestinesi con piglio colonialista la propria infamia. Perché se 6 milioni di ebrei sono stati sterminati, si può attribuire la colpa di questo a chiunque fuorché ai palestinesi. Cosa c'entrano loro? Ma l'Europa e, diciamo, la logica colonialista occidentale cosa ha fatto? L'Occidente ha fatto bancarotta fraudolenta sulla cosa della Shoah, perché sono stati assassinati cittadini europei, anche super illustri, e l'Europa ha fatto poco. Si poteva impedire lo sterminio nazista? Beh, io sono un ebreo bulgaro, sono nato perché i bulgari hanno voluto che nascessi, salvando i miei genitori e mio fratello maggiore, come tutti gli ebrei bulgari. Dissero di no ai nazisti, si opposero. Il vescovo della mia città, Plovdiv, si sdraiò sui binari per impedire la partenza dei treni. E il metropolita della Chiesa ortodossa bulgara pronunciò un discorso che fece sollevare gli elmetti dal cranio ai nazisti che erano di passaggio alleati, facendo un discorso che culminava dicendo: non osate toccare i nostri fratelli ebrei. E lo stesso fecero i danesi, che quando furono promulgate le leggi razziali si misero la stella gialla, tutti, dal re all'ultimo dei cittadini, dicendo: se è così, allora siamo tutti ebrei. Dunque l'Occidente poteva impedirlo, non l'ha fatto perché aveva interessi prioritari, soprattutto quelli di potenza economici. Hitler tornava comodo come strumento per fermare il bolscevismo, o meglio, per fermare tutto il progressismo. E dunque lasciamolo fare quello che deve fare, magari voltiamoci dall'altra parte e diamogli una mano. Oggi cosa si fa con il popolo palestinese? Cosa si fa? Da 50 anni c'è la violazione, dovremmo partire dalla Nakba del 48, ma per circoscrivere, partiamo dal 67, compieremo 50 anni di occupazione e colonizzazione illegale delle terre palestinesi, secondo le risoluzioni dell'ONU. E questa illegalità perdurante viene accettata facendo finta di niente, facendo discorsi retorici di lana caprina, mentre c'è un popolo che vive metà in prigione e metà in una gabbia a cielo aperto. Mi riferisco al popolo palestinese della Cisgiordania e a quello di Gaza. Oh sì, ci sono i missili lanciati da Hamas, questo è illegale, ingiusto e violento, ma Gaza vive sotto assedio. Gli israeliani hanno tolto le colonie e l'hanno blindata come una scatola di sardine. Controllano i confini terrestri, controllano gli approdi, controllano lo spazio aereo, controllano l'anagrafe. Lo sapevate che un cittadino gazawi per avere una carta d'identità deve rivolgersi all'anagrafe israeliana? Forse non lo sapevate. Ora, dai tempi immemori della consapevolezza umana, l'assedio è un atto di guerra. Lo sanno tutti e fanno tutti finta di non saperlo. Allora ecco, Vittorio Arrigoni lo sapeva, Vittorio Arrigoni lo vedeva. Vittorio Arrigoni vedeva con gli occhi, con anche il paradosso che sei stato in mezzo ai cumuli di macerie a questi morti, fra cui bimbi, donne e vecchi, e poi ti rivedi in televisione, oltre l'orrore e la beffa, ti rivedi in televisione e senti le parole retoriche che vengono reiterate, perché del popolo palestinese pare non fregargliene niente a nessuno, neanche i cosiddetti paesi arabi, che sono pieni di generosa fratellanza a parole, ma che nei fatti fanno poco o niente. La comunità internazionale si limita a mandare aiuti che poi vengono sempre controllati, ricontrollati. Allora
Ecco perché Vittorio Arrigoni ci ha lanciato un monito e noi non possiamo più fare finta di niente. Se faremo finta di niente, se ci gireremo dall'altra parte, se saremo indifferenti o cinici, se praticheremo retorica e falsa coscienza, quando un giorno verremo chiamati a rispondere o dal tribunale della nostra coscienza o da un'istanza etica, quale essa sia, non potremo mai più dire non sapevamo e non sapevamo cosa fare, perché Vittorio Arrigoni ce l'aveva spiegato molto bene. Cosa fare è quello, restiamo umani e un vero essere umano sa sempre quello che deve fare in ogni circostanza della sua vita. Grazie per aver ascoltato questo mio contributo. Ogni bene a tutti voi.